Nel turno infrasettimanale di campionato, l'Imoco Volley Conegliano non tradisce i pronostici e conquista il Palagnelli sconfiggendo le padrone di casa della Zanetti Bergamo per 3-0. La partita, nonostante il punteggio, è stata godibile, con lode compagne che hanno cercato in tutti i modi di limitare la corazzata conegliano. Coach Santarelli, come annunciato nelle interviste pre-partita, rivoluziona il sestetto, lasciando fuori due pezzi da 90 come Miriam Silla e Paolo Egonu. L'allenatore delle Pantere schiera come palleggiatore Volos, opposto Enmuonuo, schiacciatrici Il e Sorokaite, centrali Folì e De Cruyff, libero De Gennaro. Coach Fenoglio schiera il classico starting six, riproponendo Smarzek come opposto dopo la prova opaca della scorsa domenica. Al palleggio Mirkovic, in banda Mitchem e Loda, al centro Melandri e Olivotto, libero Immassir Ressi. Le prime battute del parziale sono molto combattute, con le rossoblù che ribattono colpo su colpo, ma resistono a tenere solo i primi punti. Dalla metà di set in poi, Conegliano prende il largo e vince 25-21. La seconda ripresa è completamente a favore delle Pantere, che conducono dall'inizio alla fine. La maggior parte dei punti conquistati da Bergamo in questo set sono frutto di errori e passaggi a vuoto delle gialloblu. Il terzo parziale si apre con Bergamo avanti 4-0 e che continua a macinare punti ottenendo il massimo vantaggio sull'8-3. Santarelli chiama il timeout e chiede alle sue ragazze di ricominciare a giocare a pallavolo. Volos e compagne recepiscono il messaggio e la partita è in pareggio sul punteggio di 14 in un lampo. Da quel momento la ripresa prosegue punto a punto, con Conegliano che chiude 25-23 con una palla dubbia al videocheck. Grande prova di squadra delle Venete con Asha Volos meravigliosa in palleggio, probabilmente MVP della partita. Lode e compagne torneranno in campo già il prossimo weekend con la trasferta fondamentale per riprendere a macinare punti di Perugia. L'Imoco Conegliano invece ospiterà l'Igor Gorgonzola Novara al Palaverde in quello che sarà il big match di giornata.